Stefano Valenti, nominato recentemente coordinatore delle attività giovanili e scolastiche della Lega Calcio, vede di buon grado le riprese delle attività agonistiche nelle strutture scolastiche, che sono state limitate o quasi nulle per via della pandemia, che ha visto gli alunni stare a casa. L'iniziativa di ieri al comprensivo Anna Frank ne è una testimonianza. In atto sono tante le nuove attività in essere che si andranno ad effettuare. Diciamo che è una manifestazione importante che il settore giovanile porta avanti da tanti anni, è un progetto rivolto ai bambini e bambine, alle classi delle scuole primarie, quindi della terza, quarta e quinta, e inseriamo pure le prime e le seconde. È un progetto che, oltre al valore educativo che noi vogliamo portare avanti, ha anche una valenza importante dal punto di vista motorio, perché questi ragazzi, queste bambine hanno la possibilità di utilizzare, tra virgolette, questo progetto per fare attività motoria guidata dai nostri collaboratori esperti in attività motoria. Con l'occasione come si guarda a questa ripresa, come pensate di organizzarvi? Ma noi diciamo che siamo già organizzati, perché siamo stati per tanto tempo fermi, ma fermi solo praticamente, perché abbiamo lavorato molto sulla formazione dei nostri tecnici, dei nostri dirigenti, sulla formazione anche sull'informazione ai genitori, e devo dire che adesso abbiamo già iniziato noi con la nostra attività, con i nostri tornei dell'attività di base, con i nostri progetti che non sono stati fermi, pur essendo questo particolare momento dove nelle scuole chiaramente aperte non c'è stata particolarità di zona rossa, abbiamo lavorato tranquillamente con i nostri collaboratori. Devo dire che nonostante tutto siamo contenti, perché siamo ripartiti con la nostra attività ufficialmente, e per noi è la possibilità di concludere questo anno particolarmente brutto, con la speranza di dare in questo mese ai bambini la possibilità di giocare, divertirsi, tra virgolette uscire da questo clima un po' particolare e prepararci per la nuova stagione, che speriamo possa ritornare ad essere quella stagione che noi conosciamo e che aspettiamo. Come si guarda al futuro fattivamente? Ma io dico che al futuro dobbiamo guardare positivamente, perché è chiaro che è stata una pandemia che ha investito tutti, però credo che con la possibilità del vaccino, e qui invito tutti a vaccinarsi, ci darà sicuramente la possibilità di guardare con molto ottimismo alla ripresa un po' di tutto, non solo dal punto di vista sportivo, ma dal punto di vista dell'economia, della socializzazione, di tutte le attività che ci possano permettere, appunto, credo che il vaccino sia la possibilità di poterci dare quella speranza di poter ritornare nella nostra normalità.